Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano. Eccoci qua ragazzi sulla beta di Fernbus Simulator. Raga, sono anche un po' emozionato perché è la prima volta che mi capita una roba del genere. Allora, siamo in Germania, mappa tedesca. Quindi abbiamo tutte le città più importanti della Germania, ma da quello che ho capito si potrà anche avere, come si dice, è un po' come per Euro Truck Simulator, delle mod per avere anche magari l'Italia, quei posti là, insomma. Però intanto insomma il gioco principale è basato sulla mappa tedesca, tutte le città più importanti, Monaco, Berlino, Dortmund. Per esempio la tappa di oggi che ho scelto è Berlino-Amburgo. Sta nevicando, chiaramente ragazzi è una beta, quindi magari c'è ancora qualche bug, qualcosa, normale, il gioco, se non mi ricordo la data di uscita, però è chiaro che non può essere ancora al top. Questo autobus è il Flixbus, penso che l'avete tipo visto 50.000 volte. Io per esempio il tronchetto è pieno di questi che vanno da Roma a Catania, Firenze Roma, robe così. Adesso andiamo a far vedere un po' il tutto. Eccoci qua. Allora, saliamo un attimo. Ok. Allora andiamo ad aprire. Tanto andiamo a aprire. Ok, no. Dovete capire i tasti ragazzi perché... Buono. Adesso apriamo... Ecco, qua si apre le varie porte. Cioè, la grafica ragazzi comunque c'è da dire che è bellissima, è veramente bellissima. Ha un suo stile molto molto bello. Ok, andiamo giù. Niente, questa non... Questo è Berlino-Amburgo, ok, login. Siamo il 1° dicembre, sono le ore 14. Ah, partiamo alle 14:02, ok, sono le 13:57, perfetto, lo sto scoprendo con voi ragazzi questa beta, questo primo video, ok, quindi questo è salito. No, lei non c'entra un cazzo con noi, ok. Buono, possiamo vedere guardate che belli gli effetti delle goccioline, raga. Magari chiaramente non c'è nessuno, c'è solo una persona, c'è. Vediamo se è salita. Eccolo qua, questo bel ragazzo tedesco, molto bello. Però adesso ragazzi, vediamo una cosa, però. Per esempio non mi ricordo. Allora, Weepers. Questi sono i tasti. Ah ok, ho già messo quelli là. Perfetto. Allora, quindi in pratica saliamo. Luci. Air condition. Perfetto. Andiamo a chiudere qua. F6, chiudiamo tutto. Chiudiamo i bagagli. Ok, siamo all'abitacolo. Ecco, non capisco però, ecco, siamo ecco. Oh, ok, perfetto. Qua va più veloce, vediamo se va più veloce. Perfetto. Ok, non serve. Possiamo anche abbassare la velocità. Buono. Ok. Vai così. Dai che ci siamo. No, non ci siamo un cazzo, non ci siamo. Perfetto. E andiamo. Speriamo che non laghi tanto, chiaramente... Sì, Buono. E si parte, siamo col volante ragazzi. E qua però è meglio ecco, aumentare un po'. Guardate, c'è la graficamente è bellissimo intanto, c'è da dire questo ragazzi. Ok. Anche la neve hanno messo, questa è una chicca. Finalmente un simulatore con la neve, grazie. Anche i rumori sono bellissimi. Chiaramente ragazzi è una beta, quindi certe cose, la polizia, le multe, queste cose qua, io non lo so come funziona, ripeto, stiamo provando insieme il tutto.
Ok. Sta nevicando qui a Berlino. Qualcuno mi suona, non so chi è però. Qua semaforo. Ok. Eccolo qua, che figo. Troppo fatto bene, che bello. Oh. Ok. Perfetto. 900 km, adesso bisogna capire anche se è in scala, quanto in scala. Guarda che bello, veramente, veramente bello, eh. Sì. Il primo impatto veramente positivo, ecco sì, chiaramente, scusate per la guida un po' così. È veramente il primo viaggio, è la prima volta che provo. Ok, 887 km mancano in pratica. Guarda come è fatto bene, cazzo. Chiaramente ho provato a fare tipo mezza strada senza il programma di registrazione, sicuramente è migliore di frame rate, però già così attenzione, già così non è male. Secondo me questo gioco può veramente dare tanto. Quando ho visto sul sito oddio vabbè, qua licenze poetiche, quando ho visto insomma sul sito la copertina comunque del gioco, ho detto sto qua può venire fuori un bel gioco e secondo me ci sono tutte le caratteristiche. Qua possiamo anche chiudere. Nevica pochissimo, poi si può nevicare anche tanto ragazzi. Beh, il sistema di guida mi piace tantissimo, non è facile però mi piace tantissimo. Non ho capito dietro delle diciamo che non capisco lights, doors così, questo non lo capisco sinceramente come si fa a selezionare quelle cose. Però vabbè, insomma, capiremo dai. Mamma mia. Stiamo tentando di fare un qualcosa di... Adesso capire la mia velocità però. Boh, non stiamo neanche guidando male, dai. Buono, vedremo il specchietto. Sperando di non fare un incidente. Guarda che bello. Ha smesso di nevicare, fioi. Ho messo meteo, diciamo, dinamico. 1° dicembre, signori. No, veramente ti dà l'idea, proprio, con anche il rumore, cioè, ti dà proprio l'idea di essere in bus, in un pullman, veramente. Ecco, si sottolineo, cioè, non è che mi stanno pagando per fare sta beta, io ho fatto solamente richiesta per email, mi ho detto, allora, avrei voglia di provare sto gioco. E loro mi hanno risposto dopo 2 mesi, mi hanno detto sì, dai, provalo. In pratica così, sono proprio contento perché finalmente, insomma, ero proprio curioso di provare magari in anteprima un gioco del genere, veramente. Sapete che i simulatori sono la passione del Cube. Va il coglione, va Vardio. Cioè, per essere una beta secondo me spacca, graficamente secondo me è molto bello. Chiaramente io avevo tutte le città disponibili, però ho visto che per esempio se volevo scegliere una rotta lunga, tipo non so, Berlino-Monaco, che insomma Monaco è a sud, Berlino è a nord, non me la segnalava, mentre ho fatto Berlino-Hamburgo che è più vicina, sì, forse questo è per l'esperienza, adesso io non lo so. Sinceramente, comunque devo dire che mi sembra lunga la scala, mancano 784 km. Ok, perfetto. Mamma mia, qua ho sotto il frontale di quelli brutti, Guarda che bello però. Molto, c'è anche, diciamo, il paesaggio è abbastanza vario, ecco.
Non è solo autostrada o solo, diciamo, uno standard. Mi piace questo punto con casette così un po' sperdute nelle periferie tedesche. Ecco, Mario nudo per la velocità, ecco, quello sì, perché cioè, capirlo da qua è un po' impossibile, ecco. Almeno per me. Adesso non so perché mi hanno scritto, io chiaramente sono abbastanza inesperto di ste bete, ste robe, quindi mi hanno detto che non è che posso dire qualcosa, ma non so che cazzo non devo dire, cioè nel senso... cioè io non so neanche la data di uscita, penso fine agosto sinceramente. Penso fine agosto. Veramente la grafica è tutta al massimo, tra il motion blur che non mi piace, e quell'effetto sfocatura che non mi piace. Dà un po' fastidio secondo me. Guarda che bello. No no ragazzi, è tanta roba secondo me. No. Ecco, se mai evitiamo queste stronzate, grazie. Ecco, questo per esempio, e ho notato anche su video di altri youtuber tedeschi che stanno provando, ogni tanto le macchine spariscono. Questo probabilmente è proprio per il discorso beta, che mi hanno detto che c'erano comunque diverse cose da sistemare e ogni tanto le macchine spariscono così alla cazzo, però è solo un discorso di beta, ecco. Anche il Cume è in fase beta. Ma qua mi sembra che sta nevicando un po' di più qua. Eh sì, vediamo. No, questa però la mia è ancora rossa. Vediamo un attimo intanto, cazzeggiamo un po'. Ok, andiamo. Perfetto, siete... è lunga, ma ragazzi la scala mi sembra lunghetta, La scala mi sembra bella, non vedo un cazzo intanto. ...750 km mancano. Ragazzi, per me che è il primo video, cioè veramente non ho fatto nessun viaggio da solo, quindi... ecco. Volevo proprio provarlo insieme a voi, ci tenevo, visto che... per me è veramente un onore e un piacere poter provare un gioco in anticipo. Sono veramente emozionato, ragazzi. Per me sono queste le soddisfazioni di avere un piccolo canale YouTube. Sono molto molto contento. Qua stiamo andando, forse stiamo andando ai limiti di velocità, li stiamo superando, però fotte sega. Non capisco, ci sono le gocce. Ma siamo in mezzo ai boschi tedeschi, cos'è rally? Colin McRae rally. Ma speriamo di non fare incidenti, cazzo. Buono, buono, mi sta piacendo molto, Mi sta piacendo molto molto. Ma non capisco perché mi arrivano le gocce, questa è una roba che non capisco. Vedi che arrivano delle gocce, non capisco se è il bagnato magari degli alberi o cosa, perché non mi sembra, non sta nevicando teoricamente. Boh. E qua può essere un discorso di beta, ragazzi. Guarda i riflessi del sole, ragazzi, che bello, puttana. No, frena. Mamma mia. Ok. Guarda i rumori anche di tergicristalli, bello, bello, bello. Sistema di guida mi piace un casino. Dove cazzo devo andare? Ah, ok. Mamma mia. Buono. Senti il rumore, bellissimo. Ok. Ok, non vedo macchine passare. Buono. 696 km mancano, ok. Bene raga, allora io direi di finire con questo primo video, che poi devo mandarlo, probabilmente devono approvare il video se va bene dopo postarlo, visto che il primo video
Facciamo un video diciamo non lunghissimo per capire se va bene così, se va bene registrare così, perché bisogna fare sta cosa, da quello che ho capito. E niente ragazzi, questo gioco promette bene questo... Aspetta un attimo, qua sta nevicando o no? Ok, guardate che roba raga. Fatto molto molto bene. Ok. Buono raga, sotto il comodone veneziano, questo è il primo video di questa beta di Fernbus Simulator. E niente raga, un saluto dal comandante veneziano, al prossimo video. Ciao!